Anche la riduzione del 2,5% della tariffa per il 2017 è diventata terreno di scontro. Da una parte chi l'ha adottata, dall'altra chi l'ha subita. La partita si giocherà davanti alla TAR della Lombardia, alla quale si è rivolto Girgenti Acque per contrastare l'atto deliberativo dell'ATI di Agrigento ed approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico. Noi non abbiamo impugnato la riduzione tariffaria, ma l'intera struttura, ha sottolineato il direttore di Girgenti Acque Giandomenico Ponzo, in quanto strettamente legata al piano degli interventi e il programma degli investimenti approvato dall'autorità d'ambito. La tariffa si sviluppa in 4 anni, così come il piano degli interventi. In questo piano sono previsti 150 milioni di investimenti, con metà a carico del gestore, circa 75 milioni. Questi 75 milioni devono essere coperti con la tariffa. L'ambito della provincia di Agrigento, osserva Ponzo, ha un forte bisogno di investimenti, soprattutto per la vetustà delle strutture. Questo consente di far aumentare le tariffe, ma questa è una scelta dell'autorità d'ambito. E dal canto suo, l'ATI Idrico, la cui assemblea si riunirà domani, ha nominato come legale l'avvocato Giuseppe Mazzarella. Noi ci difenderemo e faremo valere le nostre ragioni, sono le parole del presidente dell'organismo Vincenzo Lotà. L'udienza è fissata per il prossimo 18 dicembre. E resta sempre calda la vicenda legata alla possibile risoluzione del rapporto con Girgenti Acque. L'iter sta andando avanti, ha assicurato Lotà. In provincia di Agrigento sono 16 comuni che non hanno ancora ceduto le reti idriche e non hanno mostrato intenzione di fare passi indietro, neppure a seguito della bocciatura della legge sull'acqua da parte della Corte Costituzionale. E oggi si registra l'intervento del Forum Siciliano dei Movimenti per l'Acqua e i Beni Comuni, che lancia un appello al neogovernatore Musumeci. Crediamo che l'intera partita della gestione delle risorse idriche in Sicilia vada riaperta complessivamente con il nuovo governo regionale, al quale chiediamo, conclude la nota, fin d'ora di programmare un confronto non appena insediato.